Sono Saverio Pastor, sono nato a Venezia nel 1958, faccio questo lavoro dal 1975. Ho cominciato come apprendista dall'ultimo dei remeri, che non era convinto che io avrei imparato, ma sto riuscendo ad imparare. Il lavoro consiste nel costruire forcole e remi per le barche veneziane. Il remer è il costruttore di remi, ne ha sempre fatti di diversi tipi, forme e grandezze, a seconda della barca per cui andavano usate. E poi ha sempre realizzato le forcole, che sono quegli oggetti strani su cui si appoggia il remo e che servono per migliorare la voga. Sono nato e cresciuto, ho studiato, imparato il lavoro e lavorato sempre a Venezia, che ho vissuto come un universo perfetto dove vivere, perché c'era una socialità importante, l'ambiente aveva una considerazione, un'importanza notevole. Poi crescendo ho capito che qualche problema con la vita contemporanea questa città la offre, ma andiamo avanti. Quello che mi auguro per il futuro è che si riescano a realizzare, ad applicare delle politiche che riportino abitanti in città, e soprattutto per il mio lavoro in particolare che si spinga di più verso la considerazione della voga come uno strumento di rigenerazione della città. Si possono considerare e apprezzare gli aspetti ambientali e avrebbe delle grosse valenze rispetto alla sostenibilità e a una mobilità più compatibile in questa realtà.